Il 2020 è stato un anno straordinario, un anno di innovazione perché il lockdown ha rappresentato un'opportunità di mettere a punto nuovi moduli operativi per cercare di fronteggiare i guasti della pandemia e questo ci ha costretto a innovare i nostri moduli operativi e tutta la nostra attenzione in questo momento è protesa al contrasto delle infiltrazioni della criminalità economica nel tessuto del Veneto che essendo un tessuto economico estremamente dinamico, estremamente ricco, si traduce in un'appetibilità straordinaria per la criminalità economica. Il generale Giovanni Mainolfi, comandante della Guardia di Finanza del Veneto, premiato a Venezia con il Leone d'Oro per meriti professionali, fa il punto di un anno straordinario. Il 2021 sarà il prosieguo del 2020 perché la pandemia purtroppo, secondo quanto ci dicono gli scienziati, ci accompagnerà ancora per un po' di tempo e quindi fino a quando non sarà chiusa la fase pandemica la nostra attività sarà sempre a presidio dell'infiltrazione della criminalità economica. Sul premio ricevuto dice: Un sogno iniziato nel 2001, interrotto per un quindicennio, 2 anni fa la sorte ha voluto che ritornassi a Venezia e quindi per me è coronare un sogno. È il simbolo di Venezia, il leone nidato che nasce dalle acque, che sorge dalle acque, è la potenza di Venezia. Il generale poi spegne le voci su una sua possibile scalata ai vertici nazionali del corpo. No, assolutamente, assolutamente, non ho il grado, non è questa la mia ambizione, io sto bene a Venezia.